Parla tifoso dell'Azzurra. Oggi vi porto una notizia che ha sicuramente suscitato l'emozione di tutti noi. Aurelio De Laurentiis, il nostro caro presidente, ha rilasciato dichiarazioni scioccanti sulla partenza di Gonzalo Higuaín e ha rivelato dettagli sorprendenti sulla trattativa. In risposta a un tifoso che cercava informazioni sulla partenza del nostro idolo Pipita, De Laurentiis non ha usato mezzi termini. Ha detto che il trasferimento ha fruttato al club l'incredibile cifra di 90 milioni di euro. E con tutta quella cifra il presidente ha scherzato? Sa quanti giocatori posso comprare con 90 milioni? Almeno 8. Questa dichiarazione dimostra l'entità finanziaria del trasferimento di Higuaín e il potenziale che abbiamo per rafforzare la nostra squadra. De Laurentiis però ha condiviso anche un aspetto che lo ha infastidito durante la trattativa. Higuaín, nella sua voglia di inseguire lo scudetto, ha suggerito di inserire altri giocatori nella rosa. Un esempio citato è stato Diego Perotti, che è finito alla Roma. Ma De Laurentiis è stato chiaro quando ha affermato che ognuno dovrebbe fare il proprio lavoro e che Higuaín non aveva il ruolo di direttore sportivo al club. Nonostante questo problema, sia Higuaín che il nostro ex allenatore Sarri erano contenti dello scudetto vinto dal Napoli. Tuttavia, è chiaro che tutti speravano in un maggiore successo. Aveva ragione De Laurentiis quando diceva che la scelta dei giocatori è responsabilità di un tecnico preparato, come nel caso di Giuntoli, il nostro direttore sportivo. Adesso tifosi azzurri. Voglio sapere la sua opinione sulle dichiarazioni di De Laurentiis e sull'addio di Higuaín. Come valuta questa trattativa e l'atteggiamento del presidente? Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto e non dimenticare di mettere mi piace al video in modo che possiamo mostrare il nostro supporto per il club. Forza Napoli!